Ma è una manifestazione che fate qui in Piazza Lora? Sì. Ti lascio un volantino. Grazie mille. Fate attenzione nei mercatini, quando vedete in giro delle cose che possono essere false, attenzione che possono essere fatte con dei materiali nocivi. Va bene. E poi magari che fingono di essere prodotti italiani quando invece italiani non sono. Ed è insomma anche un rischio, magari uno paga poco però si ritrova con il prodotto che poi gli fa male. Insomma. Va bene. Una task force di giovani, sono in 50 che a partire dalle piazze di Jesolo distribuiscono volantini e informano turisti e cittadini su come tutelarsi dai prodotti tarocchi. Rischi che riguardano la salute, laddove il Made in Italy è un falso, rischi in cui è meglio non incappare perché non tutti sanno che rappresentano un reato. Una lotta, quella alla contraffazione, che si combatte non solo in divisa, ma anche grazie alle associazioni che partecipano alla campagna di sensibilizzazione della Regione Consumatori in Piazza. 3 parole d'ordine, 3 attività sulle quali la Regione sta investendo, che si traducono in formazione, informazione e repressione. Un'iniziativa che è nel solco della tutela del consumatore come politica generale della Regione del Veneto. Oggi abbiamo la presentazione di 100 ragazzi, alcuni ragazzi che mettono a disposizione 8.000 ore del loro tempo per informare i consumatori rispetto ai rischi dell'acquisizione di prodotti che sono contraffatti, sia per la salute sia per il commercio. Sicuramente la Regione Veneto investe molto, però lo fa insieme alle associazioni consumatori, lo fa insieme soprattutto alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato, alle polizie locali che stanno facendo un grosso lavoro, soprattutto nella fase di repressione. Penso al 2011 dove c'è stata un'impennata di sequestri per esempio di occhiali che rovinano non solamente gli occhi ma anche la pelle, oltre 3 milioni di pezzi. Questo significa che è un processo di repressione che deve andare di pari passo con quello della formazione, dell'informazione rispetto ai prodotti che ovviamente nuociono alla salute. Stiamo cercando di sia lavorare sulla qualità dell'informazione ma soprattutto sulla quantità. Perché? Perché siamo molto convinti che la comunicazione sarà determinante verso il consumatore, sarà determinante verso anche il commerciante che in qualche modo deve essere tutelato, e poi invece con il grande lavoro che stiamo facendo con le Guardie di Finanza, con le forze dell'ordine, con le quali investiamo moltissimo anche in termini di denaro per esempio i laboratori di analisi dei prodotti sequestrati, e quindi stiamo cercando di fare anche un'azione molto diversificata sul territorio, sfruttando anche le polizie locali con centri di formazione. Tra le categorie merceologiche che risentono maggiormente della contraffazione, con un grave danno per le aziende e per l'economia, campeggiano occhiali, borse, cinture, accessori, giocattoli e a seguire apparecchiature elettriche e informatiche. I falsi capi d'abbigliamento generano a carico delle imprese italiane una perdita pari a 12 milioni di euro l'anno, con un'inevitabile ricaduta occupazionale negativa. In Veneto il fenomeno, seppur diffuso a macchia di leopardo, ha portato al sequestro tra 2008 e 2011 di 7 milioni di pezzi. Di questi 3 milioni e 400 sono occhiali. A farla da padrona sono gli accessori, con più di 1 milione di pezzi sequestrati in regione. La sensibilizzazione è senz'altro importante. Noi questo tipo di interventi lo facciamo da sempre, durante tutto il corso dell'anno, ovviamente nella stagione estiva tendiamo a intensificare questo tipo di controlli, sia per contrasto alla contraffazione ma sia anche per contrasto all'abusivismo commerciale e per tutela dei consumatori nell'ambito della sicurezza prodotti. Prodotti contraffatti, direi che in quest'area abbiamo trovato specialmente accessori per abbigliamento, quindi articoli in pelletteria, quindi borsette, cinture, anche occhiali comunque. E ogni area territoriale ha un po' le sue peculiarità, muovendosi, facendo questi servizi sui vari arenili, per esempio per quanto riguarda la parte di nostra competenza, possiamo vedere che ci sono differenze tra Bibbione, Jesolo, Caorle, Eraclea. Ecco, noi tendiamo a attuare scelte operative diversificate a seconda delle zone. Il mercato della contraffazione e delle produzioni irregolari rappresenta un danno sociale che si allarga come un tumore, alimentando un'economia illegale della quale i cosiddetti Vucumpra sono solo la manovalanza dell'ultimo gradino. Questa è un'iniziativa a tutela dei nostri turisti, come ho avuto modo di dire in conferenza stampa.
Ai nostri turisti noi ovviamente ci teniamo, e queste sono attività che vanno a ledere la salute innanzitutto, la tutela della buona fede dei nostri turisti, ed è giusto che queste iniziative vengano prese. L'accento lo vorrei porre sulla ottima buona volontà che stanno applicando le associazioni dei consumatori, questi splendidi ragazzi che andranno a girare per la spiaggia, però vi sia concesso anche dire che questi sono fenomeni criminali e che vanno repressi a monte delle spiagge, cioè questa merce avariata, questa merce non regolare non deve arrivare sulle spiagge. È una mazzata alle nostre imprese produttive e commerciali, ha commentato Marco Michielli, vicepresidente di Confcommercio regionale, al nostro lavoro, alla nostra qualità e competitività anche in termini di immagine. Soprattutto è un'economia parallela che alimenta le organizzazioni malavitose, mentre le aziende buone sono amiche dei consumatori, se li coccolano e li trattano bene. Per questo è giusto sensibilizzare il cittadino rendendolo parte attiva e consapevole. Questa iniziativa fa parte di un quadro di iniziative che abbiamo avviato ancora a gennaio. Questa specifica di consumatori in piazza è partita a giugno e finirà i primi di ottobre e ha lo scopo di fornire informazioni, dare assistenza e fare prevenzione nei confronti dei cittadini che si rivolgeranno ai nostri gazebi che piazziamo in oltre 50 piazze del Veneto. Il progetto è stato fortemente voluto dall'assessorato alla tutela dei consumatori del Veneto, noi facciamo la parte esecutiva e sono 2 cordate, una delle quali si occupa delle spiagge dei monti, un'altra cordata di 4 associazioni ciascuna si occupa di fare questo tipo di attività in altri luoghi proprio per avvicinare, come avete sentito l'assessore poc'anzi, non meno di 100.000 persone, ma ormai credo che ci siamo perché solo a Verona abbiamo avvicinato circa 60.000 spettatori che si recavano all'arena, abbiamo presidiato l'arena per 2 serate. Dunque i ragazzi coinvolti nelle 2 cordate sono 100, qui oggi, tra oggi e domani ne gireranno 50. Perché presidiare la spiaggia è abbastanza faticoso, quindi facciamo squadre di 10-15 persone, ci posizioneremo, come abbiamo già cominciato questa mattina, negli accessi alla spiaggia perché non è stato possibile frequentare gli ombrelloni perché è vietato, quindi ci posizioniamo là, distribuiremo 2 tipi di volantini, uno più specifico sulla contraffazione e uno invece che cosa fanno le associazioni di consumatori per la tutela dei consumatori. E nella nostra postazione di gazebo invece distribuiremo delle brochure, delle pubblicazioni, delle guide per chi volesse saperne di più, le problematiche del consumerismo. You can pay attention in what you buy. If you buy something that is not really with the made in Italy, Right. Maybe is dangerous for you, for your health, and you have to pay attention. Maybe the material can hurt you if it's not the right made in Italy. Peraltro noi abbiamo un po' di ragazzi che conoscono un po' di lingue, in particolare l'inglese, sono identificabili da un cartellino che porteranno, in modo anche di facilitare il rapporto con il turista straniero per una serie di problemi che ormai conosciamo bene, che va a perdita del bagaglio quando si arriva a Tessera o in qualsiasi altro aeroporto del Veneto, o a fenomeni di vacanza rovinata che si mette nella condizione di dare un modo proprio utile per dare il benvenuto a chi porta risorse a questo paese. Quindi un impegno piuttosto forte dove peraltro diamo occupazione, ripeto, a 100 ragazzi per circa 800-1000 ore di lavoro che non guasta in un periodo così
significativo di crisi per il nostro Paese. Quindi un grazie anche a loro, perché abbiamo trovato veramente una grande disponibilità anche da questo versante che francamente non mi aspettavo. E noi cercheremo di diffondere materiale informativo e di coinvolgere e sensibilizzare le persone sul tema della contraffazione e sulla possibilità di rivolgersi alle associazioni di categoria come Lega Consumatori, Federconsumatori, Adiconsum e Unione Nazionale Consumatori per eventuali truffe sui contratti telefonici o comunque su altre eventuali problematiche che magari il cittadino ha e non sa a chi rivolgersi o magari non sa bene come affrontare. Ecco. Voi avete iniziato a tastare il territorio, c'è tanta gente impreparata a riguardo? Sì. Le persone molto spesso non sono a conoscenza di queste associazioni di categoria che magari con una consulenza possono anche risolvere in breve tempo le problematiche che una persona può trovarsi ad affrontare. Partono da Jesolo ma saranno attivi all'ingresso degli stabilimenti e nelle piazze, anche a Bibbione e a Caorle. Una campagna che si sposterà anche in montagna, dove i gazebi saranno presenti ad Auronzo, Santo Stefano di Cadore, Cortina, Vittorio Veneto. Occhio ai falsi, quindi le raccomandazioni le trovate sul Vademecum, dove ci sono indirizzi e recapiti delle associazioni pronte a rispondere, assistere e consigliare i consumatori sui loro diritti. Voy a ser yo mismo, voy a ser como era.